Bene ragazzi, ciao a tutti dal Cumendone veneziano. Adesso riprendiamo la carriera, siamo con lo United appunto, prima giornata di Europa League, siamo contro il Montpellier. Vediamo cosa combiniamo. Ok, giochiamo la nostra partitozza, vai. È un leggero caldo, ma proprio leggero, eh. La squadra è ben riposata. Ok. Vai che andiamo. Abbiamo l'obbligo di fare una bella Europa League, eh. Abbiamo un girone molto abbordabile. Possiamo andare? Ok, grazie. Match di altissimo livello oggi, due squadre imbottite di campioni che speriamo possano davvero farci divertire. Ok. Il teatro dei sogni, l'Old Trafford, apre le porte per questo Scusate un match attimo, come che vedete. balle. Ok. Colto in visione da Pierluigi Pardo, con me come sempre Stefano. Andiamo ragazzi. Si gioca per la UEFA Europa League, match valevole per la fase a gironi. Si gioca tra Manchester United e Montpellier. Primo match della fase a gironi della UEFA. Bisogna cominciare bene. Sarà un cammino lungo. Rud, Da qui alla Best. finale. Vediamo. Riuscirà a Può ripartire il con il piede Montpellier, giusto. dai ragazzi, subito. Devo iniziare bene la partita. Regalano palla agli avversari. Scholes. Contropiede che sfuma. Pallone Giorgino recuperato Best. dalla difesa. Giorgino Best. Può crossare da lì. È in buona posizione. Attenzione Kevinaccio che si è svegliato. Kevinaccio. C'è la conclusione. Buon tiro di Kevinaccio. Parte da qui la loro avventura in Europa League, primo confronto che ci darà già un'idea sullo stato di forma Girone delle due L. squadre. Chi sono le tue favorite nel girone, Rud. Stefano? Il Manchester United Che ha preso gode 50 sicuramente pali dei favori finora, dei Rud pronostici qua per il sbaglia. successo nel girone. Recupera Credo Roy sia Keane. arrivato il momento Scholes, di Scholes. dimostrare anche sul campo che Giorgino i Devils Best sono per tornati. Wan-Bissaka. Vediamo cosa Ancora inventa ora. Giorgino e la La perdiamo. palla fa ripartire i suoi. Può fare la differenza De Bruyne a mezzi Bravo fisici Militao. e tecnici superiori Da alla media. Wan-Bissaka. Ha una media di un gol a gara nelle ultime 3. Incredibile davvero. E non credo che oggi vorrà deludere le Kevin De Bruyne, aspettative. De Bruyne va, De Bruyne avanza. Un ostacolo La dà Rud, straordinario Rud per bellissima per Pallone Giorgino. profondo per Giorgino Colombo. solo. Giorgino Palla solo. attenzione. Non la blocca. Brutto tiro. Giggs. Può Keane. ricevere Roy Keane. E Roy Keane la mette. 1-0. Per Sentenza di Roy. Di un'ottima prestazione fin qui. Stavano facendo un po' quello che volevano, troppo passivo l'atteggiamento della squadra Molto avversaria. bene. Vantaggio direi più che meritato. Match che riprende con il L'Old Manchester Trafford United esplode. in vantaggio. Perde palla sul pressing del difensore. Palla che termina in out dopo l'ultimo tocco. Mamma mia raga, lei è un caldo bestiale. Sentite, fiori la curva dell'Old Trafford del Manchester, sta godendo. Riconquista palla con il tackle. Boateng. C'era solo la Qua potenza in rischiamo. questo tiro. Mira completamente sballata. Ci ha provato, dai. Capita di sbagliare, l'ha colpita però davvero male, Ok, vai Best, vai Giorgino, vai che lateralmente. se continuiamo così alziamo subito la difficoltà. Best, Rud, 2-0. Troppo facile. Comincia a farsi importante. 2 gol da recuperare, una per gli avversari. È ancora Troppo presto, facile, però, per Rud. cantare vittoria. Si fa dura per loro. Vuole mantenere la Perché calma, oltre a ma in tentare 26 di segnare, minuti. devono fare 2-0. attenzione a non subirne altri in presa. Non facile per quanto si è visto finora. Guardate i tifosi, sono estasiati da questo man red. Pallone verso Giggs. Rud. Dato che premia il maggior possesso palla Kevin, dello vai United, Kevin. risultato che potrebbe anche assumere proporzioni più ampie se continuano a far girare la palla. Bravissimo con la stessa Giorgino. intensità e precisione e a pressare per recuperarla immediatamente una volta Dai persa. Gli che avversari giochiamo appaiono così, secondo tempo frastornati. mettiamo un po' di riserve così facciamo un po' di turnover. Guadagna metri verso l'area. Buono. Occhio a Best. Occhio in mezzo, può cercare il cross. Rud. Lo vede. Militao.
può Si colpire gira da lì. abbastanza bene, poi Palla consegnata agli Roy King avversari. sbaglia. Perrin. Giggs si vede poco, Ryan Giggs veramente si vede poco, De Bruyne grandissimo e la dà a Giorgino. Giorgino best. Giorgino best. Prova Best. Mamma mia. Il gol, palla in rete. Sontuoso best. Grande potenza, la palla si è Sontuoso insaccata best. proprio sotto la 3-0, un traversa. missile da fuori. Lo Imparabile, United guardate che non roba. si ferma Fa più, tutto Giorgio. nonostante il vantaggio, hanno trovato un altro gol. E fa parte della loro Ciao. filosofia attaccare dal primo all'ultimo minuto. È un gol che mette il punto esclamativo alla loro partita e aumenta il vantaggio. 3-0 facile facile per gli uomini di Veneziano. Perdono palla banalmente. C'è spazio per andare. Boateng. Contrasto pulito che ferma Vai, l'avversario. Che Kevin vinaccio. De Bruyne. Best. Ci saranno da recuperare 2 minuti. Per Van Bissaka. Provano i Red Devils lungo la Buono. fascia. Paul, vai Paul. Servito Scholes. Posizione ideale. Van Opportunità Bissaka. per il cross. La mette in Corto sul primo mezzo. palo. Respinge di pugno. Ok, facciamo i cambi, però direi che possiamo aumentare la difficoltà. Mi sembra che stiamo dominando troppo facilmente. Mettiamo Zaniolo e Tonali. Partita finora Tre senza leggende gol. hanno Vediamo se il segnato, secondo tempo cambierà il canovaccio della gara. Per riportare lo United ai vertici del calcio. Sono tornate le leggende, ragazzi, che ci sono squadre tipo il Milan. Sono leggermente forti, ma proprio leggermente. Intervento deciso. Ok, Zaniolo. vai Giorgino. Tocco per Best. Best. Giorgino. Van Nistelrooy, palla al piede. Vai Zaniolo, Zagnoletto. Ottimo Zaniolo da Ryan. Qui a smarcarsi. Vai Ryan. Può metterla in area. Cerca il Rud secondo palo. non ce la fa. Allontanano Peccato. il pericolo. C'è campo per la ripartenza. La copertura sul Militao. contropiede. Best, Che mamma palla come in gioca Best partenza, oggi. Pallone perso. Tonali. È in buona posizione. Bravo Zaniolo, Può uscire da Tonali. posizione interessante. Tonali entra in aria. Tonali! Non riesce a bloccare, attenzione. Quegli allenamenti stanno crescendo tantissimo, gli sbarbatelli. Partita in casa per loro. Prossimo è sempre con su West EA Ham. Sports, come tutta la Premier League. Arbitro che segna la rimessa con le mani. Sostituzione in vista. Rud, Nistelrooy recupera. la bocca di fuoco del Mar Questa Red. palla intercettando la traiettoria del passaggio. Il Dortmund ha ufficializzato il suo nuovo acquisto, fornendo Cioè il Milan mi vende anche Romagnoli. Beh, a parte con la difesa che ha Baresi, Maldini, ci può anche stare. Voluto, trovato per rinforzare la rosa in un settore Però che evidentemente andava puntellato. Oyongo. roba nostra. Vai Giggs. Prova a spingere lo United lateralmente. Vabbè. Allora. Abbiamo Paolino Pog. Perdono palla. Il grande Paolino Pog. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. 65esimo, attenzione, buon Bucaccio, è offside. Ha provato l'anticipo. Esce sui Keane, difensori. entra C'è Paolino la posizione Pog. di offside. Show. Pogba. Il controllo di Giggs. Giggs. Zaniolo. Show. Rud. Rud tiene palla molto bene, la dà Zaniolo. Interessante, attenzione. Tonali. Tiro respinto. Murato il ton. Efficaci fin qui i passaggi. Pallone troppo prevedibile Show. questo. Ancora per Zaniolo, sono entrati bene i due Giovincelli. Show. Show. Bellissimo Rud. Rud. 4-0. Doppietta dell'olandese. Ole. Gol del Manchester Passeggiata United all'Old che Trafford. aumenta il divario e crea i presupposti per la goleada. È anche difficile a questo punto ipotizzare una rimonta. Con questa rete aumentano ulteriormente il proprio vantaggio. Tonali bravissimo, mamma La come differenza giochiamo tra i nostri bene. in campo oggi sembra evidente, sembra quasi di assistere Ryan, a una non partita esaltiamoci di però, categorie diverse. dobbiamo alzare il livello. Evidente la differenza, Pierluigi.
Palla che resta in zona pericolosa. Boateng. Occhio, questo è un brutto buco, cerchiamo di non prendere gol. Bravo Schmeichel. Miracoloso del portiere. Oh, che Show. meraviglia, che bell'intervento, l'ha tolta letteralmente. Sbaglio di show, la squadra adesso è un po', come si dice, tranquilla e quindi Lo vede? non pienamente concentrata. L'allenatore decide di cambiarne Dai due in Fio, una in volta umiltà, non prendiamo il gol, vedo il clean sheet, in un inglese perfetto. sola. Tocco per Best. Pallone perso. Bravo Ambisaka. Oggi finora abbiamo sbagliato quasi niente. Rud. Vediamo Tonali. ora. Murato dall'intervento Bravo Tonali del difensore. comunque. Entrati bene Zaniolo e Tonali. Nei passaggi. Ancora 3 minuti prima del fischio Best. finale. Best, ancora Best. Mamma Giorgino Best. Ma Rud vuole la tripletta, ma tiro che non impedisce il portiere. Bravo. Zaniolo. Il passaggio, non che fosse difficile. È stato fermato dal difensore. Era falletto, è questo. Congré. Buono. Ottimo 4-0, prima partita del girone. La dominiamo. Invitate, attenzione. Molto bene. 10 tiri a 1. Eravamo un po' massacrati. Intanto il Bohemian Rhapsody perde col Saint-Étienne. Oddio. Ok, dai, andiamo a cambiare. Impostation. Leggenda. Siamo col West Ham. Vai, giochiamo la partita e vediamo adesso con Legend cosa combiniamo. Pioggia strano, la squadra è bella riposata, andiamo. Ed è gol. Ok, piove. Strano in Inghilterra, non piove mai di solito. Un saluto Al London Stadium, West Ham, Man Red. Amici appassionati di calcio inglese, non Vediamo perdete cosa questo combiniamo. match di Premier Campo League. pesante, In si campo sente. West Ham e Manchester United. Vedremo come l'affronteranno le due squadre, se Vediamo come ci sceglieranno di ambientiamo. adottare un approccio più prudente almeno all'inizio, o se una delle due squadre prenderà subito in mano il pallino del gioco. Sono curioso. Felipe Anderson sta avanzando. Pablo Fornals centra in pieno il difensore. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo, difensore in difficoltà qui, attenzione. Attenzione perché è pericoloso. Interrompe l'azione Ok, pericolosa. perfetto. Vai Giorgino United che non Best. sembra ancora Da uscito del Darud. tutto dal tunnel della mediocrità nel quale è piombato dopo l'addio alla panchina di Sir Alex Ferguson. Stagione fin qui Grazie. più ombre che luci. Haller No. prova a calciare. Mamma mia, la differenza si sente leggermente nella difficoltà. Riflettori Sì, puntati però non sugli può, attacchi. si può passare però da dominare a non toccare palla, però grazie. Intervento provvidenziale del difensore. Ha evitato un gol fatto. Un momento favorevole, come sottolineato anche dal boato del pubblico. Si mette i pugni e allontana. Rud e Kevin non riesce a prenderla. Può far partire il cross. Dominio West Ham. Cerca il pallone profondo. Ma non granché qui l'intervento del difensore. Dai Kevin. Rud non riesce, non riusciamo a fare un passaggio. Proprio bello, come al solito si passa da... Prosegue la sua azione. Fitta rete di passaggi da parte dei giocatori del West Ham. Pallone mal calibrato e difesa che recupera. Punizione per lo United. Vai Roy. De Bruyne. Rud. Van Nistelrooy in possesso di palla.
Rude, bravissimo Rude per Scholes. E Scholes la mette. Si sblocca dunque il risultato. Se guardiamo le occasioni non è proprio meritato, ma insomma i numeri del calcio hanno un valore relativo. Scholes la mette. Bene Pier, con i numeri non si 1-0. vincono le partite, servono i gol e loro Gol pesante, ma dobbiamo vincerla raga, dobbiamo vincerla assolutamente. Si riparte dunque con lo United avanti. Interviene con decisione, spedendo il pallone. Bella rete del rossaccio, Paul Scholes. Lanzini, si fanno vedere i compagni. Occhio a Lanzini. Che ne parla? Attenzione, cerchiamo di difendere bene. Torna dietro West Ham. Può colpire. Non ci sta il West Ham, ha giocato sicuramente meglio. Vuole il secondo palo. Bravo Schmeichel. Buona qui la lettura del Ok. difensore. Paulino Scholes la prende molto bene. Giggs che finora mi sta deludendo troppo. Giornata di pioggia, le due squadre potrebbero risentire del campo allentato. Kevin. Sì, Pier, infatti, Qua ha provato una giocata se veniva era stupenda, ma molto difficile. Bravissimo Wan Bissaka. Torna in possesso. Può Best. dare. La sbaglia il dribbling. Occhio al pressing. Grafica che evidenzia il maggior possesso palla degli Hammers. Non sono riusciti. Sarà un campionato comunque equilibrato. Palle gol degne di nota. Devono variare il gioco e velocizzare di più se vogliono crearsi No, gli che spazi cazzo, per però. la conclusione e recuperare questo svantaggio. No, Cross sul palo. roba nostra, bravissimo. Bene, qui difensore, attenzione. Siamo al 40esimo, però veramente non stiamo giocando bene. Intervento così, palla ancora pericolosa. Roy Keane recupera, vai Kevin. Riconquistano subito Vai il pallone. contropiede. Si aprono spazi invitanti. Mamma mia il contropiedaccio che abbiamo. Giorgino. Si aprono spazi, attenzione. Giorgino Best. Può metterlo da lì. No, Buona così, copertura no, della così. difesa. Molto sbilanciato però il West Ham, questa è una buona Tacco cosa. robusto. Si giocherà ancora per 2 minuti. There will be a minimum of 2 minutes of added time. Vai, Wan Bissaka. Wan-Bissaka. Kevin De Bruyne. Bravo qui a mettersi sulla traiettoria. Buon primo tempo a livello di risultato, ma negativo dal punto di vista del gioco. Sentiamo la differenza di livello purtroppo. Siamo ancora molto arrugginiti. Piove ancora, comincia la seconda metà del match. Occhio a Best. Bravo Best, fa dei dribbling però Best. Van Nistelrooy, Rude, bello Rude. Kevin De Bruyne. Kevin qua è lento. Perso il pallone. Oh, bravo Giggs. Attenzione a De Bruyne. Kevin, bravo per A Rude. metri per andare. Come è entrato Rude. Porca miseria. Palla che è uscita, si ripartirà con la rimessa laterale. Tocco per Best. Qua Best ha preteso un po' troppo della sua enorme classe. Buona la sua prova nei primi 45 minuti, fare ancora meglio. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri. Se non sbagliano loro fraseggi. Pablo Fornals. Vogliono giocare, stanno ragionando. Brutto buco. Porca Pallone troia. invitante. Cerca il cross profondo. Roba nostra e invece C'è no. tutto il loro orgoglio, il loro spirito Pareggio di battaglia, meritato. il gol che vale il pareggio, loro non mollano. Partita bellissima, equilibrata, combattuta. Purtroppo meritato. Mettiamo Rashford. Pogba. E McTominay. Mi sento che sarà la partita di McTominay. No, zio porco, zio porco, zio Divertendo porco. oggi. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. C'è bisogno di energia, di Che forza gol di fresca, merda che ho sia il preso momento però di giusto testa. questo. Attenzione, no l'1-2 però, Molenko. Hanno l'occasione per portarsi Mamma mia in che vantaggio. rischio. Tiro respinto, ma la palla è ancora in Scholes. gioco. Kevin. Si fa fatica Beppe. Kevin De Bruyne. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Riconquistano bene il pallone grazie al pressing. Buono. Roy Keane. Chiamato in causa Scholes. Bravissimo Scholes. Può colpire Best. da lì. Posizione ideale. Niente, Aspetta un'azione niente, davvero niente. pericolosa. La libera Bobby Moore. Felipe Anderson.
Possesso palla Ok. per gli avversari. Vai Giorgino. Rud. È in buona Militao. posizione. De Bruyne. Bravo qui a smarcarsi. Mamma sì, vabbè, però c'è Efficaci troppa... i passaggi. Stai calmo, Vizianone. Felipe Anderson. Va bene. Arriva il fischio dell'arbitro, sarà punizione. Ha disputato una prova convincente, decisamente positiva. Era fra i più attesi e si è fatto trovare pronto. Manuel Lascelles to be replaced by Pallone perso. Mark Noble. Vediamo cosa fa ora. No. Occhio da lì. Gol solo Mamma sperato. mia. Da apprezzare il gesto tecnico. Conclusione Sudorino... potente, ma No, leggermente zio imprecisa. cane, però sta ancora con ste robe. Buonissima attenzione che poteva davvero costar cara, ma si è rifatto subito il Mamma portiere. mia quanto ho rischiato, però c'è Moore comunque in difesa come leggenda che ci sta Non se lo sarebbe mai perdonato. dando molto filo da torcere. Recupera palla grazie a un buon tecnico. Dai che manca ancora, non è finita, anzi. Probabilmente No, è l'allenatore fuori non gioco. è soddisfatto. Non sono schierati in campo i suoi uomini, Pier. 78esimo, un altro pareggio in campionato. La situazione non è delle migliori purtroppo. McTominay. Ancora 600 secondi alla fine. Bellissimo, vai Rashford. No vabbè, ma non può essere sempre fuori gioco però. La bandierina del guardalinee. Ha fermato un'azione spettacolare. 81esimo. Chiaramente la prendono loro. Siamo in parità, tutto può accadere. Occhio a Best. Ecco Van Nistelrooy. Dai Rud. Per Best. Best per Rud. Lo vede. McTominay respinge il difensore. Poteva essere, ho detto che poteva essere la partita di Mac. Passa via. Bel tiro ma ha respinto. Cambio tattico, cerca l'episodio giusto per risolvere la gara. Pallone invitato. Rud. Vai Tominai che è entrato bene comunque in partita e dopo fa un passaggio degno del peggior Mac però. Attenzione perché è pericoloso. E la perde, ma porco Diaz. Dai. Matteo, quanto c'è? E prendo il pareggio sul gol di testa. Ho giocato meglio sul tempo e prendo il gol, ma vaffanculo. Grazie, grazie Matteo. Voleva sorprendere la difesa, ma qui è finito in offside. Prova il Manchester United, vuole il gol partita. Niente da fare. Un'azione interessante, come l'ho detto. Pareggio che ci sta però. Rosico perché un tiro di testa così. Sinceramente, boh. Verità, 8 tiri a 2, hanno giocato meglio loro. Boh, no, questa è una roba di un fastidioso incredibile però. Ok, adesso abbiamo turno 3, sinceramente. Questo andiamo a simularlo e speriamo. Se vado fuori, pazienza, me la rischio, devo rischiarne anche se non posso giocarle tutte, se no... Beh, 4-0 direi che abbiamo vinto abbastanza bene. Siamo sesti, 12 punti, però sono tutti abbastanza là, dai. Cioè, sfida importante contro i Gunners. Ok, la classifica ci vede... Ottavi, scusate, 18, dove vabbè. Adesso però con l'Arsenal vediamo un bel benchmark per capire anche la difficoltà. Beh, siamo contro l'Arsenal di Henry, Pires, ciao. Saluti. Vieira, Campbell. Questa è veramente bella, eh. Vai. Partita importante per entrambe. Ancora, C'è piove tanto pubblico, sempre. ovviamente. Vedremo chi tornerà a casa con un bel sorriso stampato addosso. Mancano pochi istanti al fischio d'inizio. Manchester United che affronta l'Arsenal. Siamo in diretta da baby. Manchester, Old Trafford che ribolle nonostante la pioggia. Vai. Amici appassionati, bentrovati. Dimostriamo di poter battere una grande. Il commento tecnico. Scende in campo la Premier. Best. Uno dei tornei sicuramente più belli. Partita Rud. che mette di fronte Giggs deve darsi una svegliata, eh. Vedremo come l'affronteranno. Se non lo vendiamo, ci compriamo una da sinistra più forte. Mi compro Pavel Nedved. All'inizio, se una delle due squadre
prenderà subito in mano il pallino del gioco. Sentite i cori, lo United vuole assolutamente la vittoria, la pretende. Regalano palla agli avversari. La difesa dell'Arsenal è davvero rocciosa, nessuno ha subito meno di loro in campionato. Hanno Un dimostrato gol, una Meoioni. solidità incredibile in difesa, concedendo pochissimo. Non sarà facile per gli avversari Vierà a fare gol centrocampo, oggi. cambio in difesa. Vediamo in campo la formazione del Roberto Manchester United. Pires. Hanno deciso di schierarsi in campo col 4-5-1, ma con ispirazione offensiva, e gli esterni di centrocampo chiamati al doppio lavoro. Potrebbero essere proprio loro a fare la differenza oggi con Titi, Possono Titi. passare in vantaggio. Portiere che blocca il tiro. Bravo qui. Bravo Schmeichel, dai, buttala su. Ennesima partita sotto la pioggia. Ecco Van Nistelrooy. Bel clima in Inghilterra, veramente. Attenzione Best, vede Rud. Alla Rud! palla in vantaggio. Bel tiro. Incredibile questa parata. Occhio al tiro della bandierina. Rud, non ci credo. L'attaccante, conclusione che finisce fuori di poco. Peccato, allora sfruttato al meglio questa azione da calcio d'angolo, è mancato solo il gol. Finora siamo ancora imbattuti in Premier, ma tanti pareggi purtroppo. Ozil. Ecco Pires. Vieira recupera il pallone. Dai Fioi, Pires. Per smarcarsi. Mamma mia che numero, Osil. Occhio alla conclusione. Cosa ha preso Schmeichel? Attenzione. Resiste Cosa bene ha preso Schmeichel, signori? Si può Mamma giocare. mia. Regola del vantaggio per lo United. C'è andata veramente di lusso. Coraggio dei tifosi dello United, questo pallone recuperato hanno rischiato. Vai, Kevin. qui. No, così però, no, così. Difensore nel recupero. Perché sti Palla buchi, molto porco interessante. Diaz? Pepe. Attenzione, tutto solo. Non capisco perché sti buchi. Vai Giorgio. Ah. Vara. Lateralmente. Tentativo impreciso del difensore che Roy non riesce a Keane. liberare. Scholes. Best. Gara che si disputa sotto la pioggia. Ottimo, vai Van Bissaka. Distendiamoci, cazzo. De Bruyne. Terreno bagnato, Rud. potrebbe creare dei problemi alle due squadre. Niente da fare. Contromisure. Pires. La campione sono Pippe, la leggenda sono Palla fenomeni. finisce fra i piedi di Vieira. Una via di mezzo magari. Vieira recupera il pallone. Piszczek conserva palla, vanifica l'intervento di pressing, prova a innescare. Bravo Schmeichel, comunque offside. C'è fuori gioco, è tutto fermo. E c'ho TT, però TT è abbastanza pericoloso, eh? Non c'è sulla profondità e fuori gioco. Cerca la giocata laterale. Occhio a Van Nistelrooy. Bravo Rud. Buona l'intuizione qui. Rud per Best. Buona posizione. Palla che finisce sul fondo. Neanche Una buona angolo, va bene. possibilità da Va bene ottima gioco. posizione. Ti stimo. Torreira. Tierney. E Tierney. Ozil. Occhio. Apre sulla fascia. Riconquista il Stiamo possesso. giocando di sicuramente meglio della partita col West Interrompe Ham. bene l'azione, intercettando il lancio. Salta l'uomo. Torreira. Grande Schmeichel che però ci ha salvato su un gol fatto. Referee has indicated Pires, niente, non posso passarla 2 così. minutes of added time. Vieira recupera il pallone. Parata Mamma mia. eccezionale questa. Palla in area di rigore. Occhio. Bravissimo. Comodamente recupera il pallone. Finisce un primo tempo abbastanza equilibrato, però pesa solo l'occasione dell'Arsenal. Finisce 0-0 il primo tempo. Seconda frazione. È tutto pronto per l'inizio del secondo tempo qui ad Old Trafford. Allarga il gioco sugli esterni. Giocata di qualità
per intercettare Comunque il direi di pallone. fare in campionato 3 giocate e una simulata, tranne se è una partita male contro un squadrone che ora lo Ecco Van giochiamo. Nistelrooy. No vabbè, però zio E il Ken, portiere dai. recupera il pallone. Ma dov'è il fallo? Calcio di punizione per l'Arsenal. Van Nistelrooy in possesso di Buono. palla. Vai Ryan. Palla che è uscita, ci sarà la touche. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Azione interessante questa, attenzione. Pallone No. invietante. No. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Gol E dell'Arsenal. non ha sbagliato. Passano a condurre. Leggenda, cambia veramente, non... In questo momento sono in grossa difficoltà. Troppa differenza però. Scoprirsi per cercare il pari. Troppa Perdono onestamente. palla banalmente. Torreira. Vai. Tierney. Apre il gioco. Deve prendere bene la mano qua. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Keane. Pallone verso Giggs. Bravo Giggs. Roy Keane. Attenzione a De Bruyne. Bravo Rud. Mettila in mezzo bene. Silenzio. E c'è il gol dello United. Gol strepitoso della premiata ditta De Bruyne Van Hanno saputo Nistelrooy. sfruttare bene questa opportunità. Sì, ne hanno Bravi. avute molte nel corso della gara. Siamo ancora vivi, Siamo cazzo. di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Kevin De Bruyne. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. C'è bisogno di energia, di forze fresche, credo sia il momento giusto questo. Siamo Palla giocata sugli ancora esterni. vivi. Allora, beh, Giggs, no, Giggs lo vendiamo. Proprio non mi piace. Io credo in McTominay. Vieira recupera il pallone. Può ricevere una posizione interessante. Bravo Scholes. Può crossare. Zio cane, zio cane. Buon intervento difensivo. Tutti e due gli allenatori vogliono cambiare qualcosa. 19 minuti per recupero alla fine. Azione che non sortisce alcun Bravo effetto. Best. Solo che è leggermente da solo. Ma no, C'è la così. touche, rimessa laterale dunque per l'Arsenal. Piszczek. Perché regalare Va a giocare sulle roba? fasce. Interrompe bene l'azione intercettando il Show. lancio. Brutto passaggio di Show. Sentiamo da Matteo Barzaghi quanti minuti restano ancora da giocare. Sul cronometro Pier mancano ancora 15 minuti al 90°. Bene così, grazie Matteo. Vediamo cosa inventa ora. Bravissimo, questo è un gran recupero. Fluido ma efficace per recuperare il pallone. Rude. Tifosi dei Red Devils La dà Giorgino. si accontentano del pareggio e provano a trascinare Deve tentare il colpo gobbo e vince. L'azione Vabbè. recupera il pallone mettendosi vabbè. sulla traiettoria giusta. Minuti finali di grande intensità, tutti vogliono vincere la partita che è ancora inchiodata sulla parità. Pires recupera il pallone. 82esimo. Un altro ottimo passaggio. Non riusciamo ovviamente più a prenderla. Anche quest'oggi, fin qui. Posizione ideale. Devono fare la loro Avanza ultima sulla tre azione, no? quarti. Dio Pallone Cristo, invitante. però. Capisco su Vediamo cosa foot fa ora. È in buona posizione. certe cose, ma... Può metterla in mezzo Ma da no, lì. contro il PC, zio Ken. Özil! Mamma Ha mia. provato la girata di testa. Pazzesco. Conclusione sul posto. Devono fare Senza l'ultima valutare il azione per portiere. forza. Ci ha provato, andrà meglio la prossima volta. Dai, inculiamoli alla fine. Occhio perché ci sarà un cambio. Niente, non riesco proprio a prendere. Non la prendo più. Non la prendo più. Sapere quanto Ah, resta da bene. giocare, Matteo. Appena 120 secondi ci dividono dal 90°. Grazie Matteo Barzaghi. Vai Paulino Pog, dai la beffa atroce. Aggiornamenti. L'arbitro concede 2 minuti di recupero. Partita che sta per chiudersi, ma lo United No, prova no, non mi dà il... a No, sei un porco Diaz. No, sei un Partita porco che si Diaz chiude però. dunque sul risultato di parità. Incredibile. Non mi dà un fallo secco, netto.
Ancora, vabbè, la vediamo. No, però... Ma non si può disattivare Some questa questions cosa, è regarding the inutile. match? Siamo anche imbattuti, ma ne pareggiamo un casino. Ciao. Thank you, that's all the questions we've got for you. Siamo l'Europa League in realtà. Questo Simpson secondo me. Vediamo. Oh, Giggs segna, maledetto. Ok, ci simuliamo la partita di campionato. Non mi interessa. Ok. Crescita giocatore. Vediamo. Ok, sempre 4, cioè se non spariamo 4 gol non siamo contenti. Va bene ragazzi, un saluto dal comandante veneziano, insomma siamo messi in campionato non proprio benissimo, però pian pianino, insomma siamo comunque la classifica è corta, possiamo rimontare. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!